Parliamo con Claudio Boaro che ci ha raggiunto in studio per parlare di questo referendum. Boaro, per quanto riguarda un po' il discorso del referendum Lombardo-Veneto, ecco, si parla, poi alla fine però io vorrei chiacchiere, no? Vorrei parlare in maniera diversa dei referendum questa sera, non dire che vanno fatti. Perché nascono i referendum? I referendum nascono, come tutti i partiti, quella miriade di partiti autonomisti, di cui anche noi siamo un numero, una componente di questi, nascono quando la politica non funziona, quando i governanti non si prestano a portare avanti quello che la gente gli ha chiesto o quello che hanno promesso quando hanno raccolto i voti. E quindi nascono come degli anticorpi contro qualcosa che non funziona, che è la politica degli attuali politicanti, destra e sinistra, non tolgo nessuno. La legge di oggi ne è una dimostrazione. Se andrà in porto non è nient'altro che la volontà di perpetuarsi seduti su quelle maledette sedie. È chiaro che la gente... chiedere questo: nel caso in cui il referendum passa, Lombardia e Veneto diventano autonomi, il Friuli Venezia Giulia che ruolo avrà? Punto di domanda. Allora, io mi auguro che non solo il Veneto e la Lombardia diventino autonomi, ma che tutte le regioni d'Italia diventino autonome, che si assumano le responsabilità dei loro bilanci e non ricorrere alla mamma Italia quando non ce la fanno nella sanità, raddoppiando, triplicando i costi del materiale sanitario che si va ad acquistare nelle varie realtà. È questa la realtà della politica che non funziona. Quindi autonomi, magari tutte le regioni, subito. Noi non abbiamo nessun problema a dirlo, ci teniamo anzi. Bene, grazie a Claudio Boaro per l'intervento. Grazie a voi.